Allora, sì, è stato indiscutibilmente molto difficile. Una lavorazione è durata 2 anni, siamo partiti inizialmente io e Riccardo in maniera indipendente, seguendo questi ragazzi sulla scia di un servizio televisivo che avevamo realizzato e che ci aveva molto colpito. E siamo partiti dal blocco stradale del tunnel del Monte Bianco, che è una delle scene del film che ci sembrava una cosa incredibile, imperdibile da documentare. È stato difficile soprattutto guadagnare l'accesso e la fiducia di questi ragazzi che giustamente erano diffidenti nei confronti di tutto ciò che poteva assomigliare a, ai media, insomma, che effettivamente poi si sono dimostrati e sono ancora molto, molto ostili nei loro confronti. Speriamo che questo film in qualche maniera possa aiutare a cambiare un po' la prospettiva che si ha su questa esperienza di ultima generazione che consideriamo molto importante. Ah, posso aggiungere una cosa? Certo, certo. Dico, ma poi logisticamente è stato chiaramente difficile perché queste persone abitano in parti diverse d'Italia, le azioni sono chiaramente non annunciate pubblicamente, si trattava di dover essere velocemente in dei posti con tutta l'attrezzatura che poi tra l'altro abbiamo, volendo fare un film che fosse più di un reportage, volendo fare un film documentario vero e proprio, abbiamo usato anche attrezzatura di un certo tipo, ottiche di un certo tipo che pesavano, avevamo il fonico, Luca Benedetti anzi ha fatto un ottimo lavoro, quindi è stato complicato, e poi non potevamo essere in troppi e quindi abbiamo girato in 3 praticamente, quasi sempre. Beh sì, insomma, vista la natura delle azioni dei ragazzi, cioè, le informazioni arrivavano sempre all'ultimo momento e bisognava stare con una sorta di, sì, di allerta, proprio di capacità di muoversi rapidamente, di raggiungerli. È stato molto, fisicamente molto complicato. Frequentandoli ci è sembrato sempre di più che rappresentassero una sorta di punta dell'iceberg, di avanguardia, rappresentassero una generazione che ha paura, che soffre e che allo stesso modo è molto lucida, ha le idee molto chiare su quello che sta succedendo. E è un movimento di rottura che cerca non di fornire delle soluzioni concrete, ma di spingere i governi soprattutto ad agire, no? Cioè, quello che fanno loro è creare dibattito, e in questo senso il film si iscrive, non è un film celebrativo, non è un film manifesto, però cerca di fare la sua parte, è quella che deve fare il cinema, deve fare la cultura, no? Cerca di illuminare un dibattito attraverso le emozioni, speriamo che il film emozioni, perché il racconto di ultima generazione televisivo è molto piatto, è molto polarizzato, è molto aggressivo, invece dietro alle azioni di ultima generazione che vediamo scorrere sui reel di Instagram, in realtà ci sono storie di ragazzi sicuramente extraordinari, però normali, sono studenti universitari, sono persone che hanno scelto di abbandonare i loro percorsi, i loro destini professionali, cercando di mettersi a disposizione di qualcosa che ci riguarda tutti, perché diciamo, la crisi climatica è forse il primo vero problema universale che riguarda tutti indistintamente. È difficile ma è necessario perché non c'è un altro modo per risolvere questo problema. Quindi l'ottimismo si guadagna dalla consapevolezza che questa cosa va risolta, non c'è una seconda strada e quindi trovare energia in comunità, trovando anche nuovi modi di stare in comunità, nuovi modi di esprimere il proprio dissenso, nuovi modi di organizzarsi e trovare modi per comunicare questo problema alle persone, perché il problema della crisi climatica è che le persone non vogliono sentirne parlare, gli viene comunicata male, la politica fa di tutto per non metterle in cima alle proprie agende oppure per spostare il problema sulle persone, cioè sulla singola responsabilità, che non è assolutamente la soluzione. E quindi fare cultura, fare comunità, e questo film cerca di fare questo, diciamo a tempo.
cercare di portare il discorso usando gli strumenti del cinema a più persone possibili. Sì, quello che abbiamo registrato parlando con loro, soprattutto nei primi mesi in cui cercavamo di guadagnare quell'accesso che ci ha permesso poi di raccontare questa storia in questo modo, loro ci dicevano che nel momento che tutti loro da anni soffrivano di egoanza, di paure, avevano difficoltà a intraprendere dei percorsi e crederci fino in fondo perché questa cosa la vedevano arrivare, nel momento in cui tutti ci dicevano che nel momento in cui erano entrati in azione si sentivano più consapevoli, ma si sentivano meglio, si sentivano più in controllo comunque, cioè nel far parte cercare di far parte di una soluzione possibile e smetterla di scansare questo problema, far finta che non esistesse, questa cosa produceva un abbassamento di quell'ansia che molto spesso poi paralizza. Innanzitutto perché vengono trattati così dalle figure di riferimento dell'opinione pubblica, dai politici, da gran parte dei media, e quindi chiaramente c'è un effetto a cascata no? In cui le persone seguono quello che gli viene detto di fare. E poi soprattutto c'è un problema, il problema secondo me, ritorno al discorso di prima, la crisi climatica è un argomento scomodo, perché è un argomento che riguarda tutti noi e anche la soluzione riguarda tutti noi, quindi tutti noi dovremmo accettare di fare sacrifici, ma anche di metterci in gioco, usare il nostro tempo, e ci dà fastidio perché non ci va, viviamo in una società ipercompetitiva che ci costringe a stare sempre in competizione con l'altro, e questa cosa è una perdita di tempo. Io non posso perdere un'occasione, non posso arrivare un quarto in ritardo al lavoro, no? Devo stare nella competizione e non c'è tempo per altro, e questo è un po' il grande inganno, no? E quindi per questo poi le persone li odiano, perché li vedono come un impedimento alla loro quotidianità, che però è una quotidianità che è basata su dei presupposti che si stanno lentamente rivelando insostenibili. Diciamo che vabbè, Chiarente è un personaggio incredibile che diciamo, la differenza tra il personaggio di Greta e quel film e il nostro sta nel fatto che noi cerchiamo di raccontare un'intelligenza collettiva, un gruppo di persone che con i propri mezzi, veramente partendo da zero, senza nessun tipo di esperienza politica precedente, si organizza per creare un dibattito e, e cercare di sensibilizzare più persone possibili e si scontra con tutte le difficoltà del caso. Greta è una sorta di paladina, cioè è un personaggio singolo. Non so bene come rispondere a questa domanda. Greta è il simbolo di una Sì, generazione, esatto. a suo malgrado è diventata proprio il volto e ha svolto un ruolo fondamentale, perché poi la lotta contro la crisi climatica e l'inazione dei governi è una cosa che deve necessariamente venire da tutte le parti della società, che è un po' quello che dicono anche quelli di ultima generazione, quindi va bene il simbolo che mobilita le persone molto giovani, va bene la violenza civile, ma ci vuole anche il contributo di tutti, stampa, società civile, questa roba è enorme, bisogna farlo tutto insieme.